Si va per la seconda, confronto per 4 anni di minima, non vincitori di 5.000 euro in carriera. 9 dietro le ali dell'Autostart, l'1 Flamenco Adri, al 2 Figaro del Circeo, 3 Fernandel Mic, 4 Florenzia Vic, 5 First Lady La Torre, 6 Freeloader Cis, 7 Formidabile Caff, 8 Fragoroso Gall, 9 Friulano Jet. La macchina accelera, si prepara al lancio, con molta cautela Florenzia Vic. Si parte con veloce Fernandel Mic che prende la testa nei confronti di Figaro del Circeo. Al largo c'è subito Freeloader Cis, poi Flamenco Adri, si imbocca la prima piegata con Fernandel Mic all'avanguardia. L'errore di Formidabile Caff a centrogruppo. Se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 15,6. E Fernandel Mic prosegue da leader su Figaro del Circeo. Allo scoperto si impegna sempre Freeloader Cis che precede Flamenco Adri, quindi ancora Fragoroso Gall, mentre prova ad avanzare dalle retrovie Florenzia Vicchi. 400 in 38, Freeloader Cis prosegue nella sua avanzata, cerca di andare accanto al battistrada Fernandel Mic. 600 metri iniziali se ne vanno in 47,1 con Freeloader Cis che attacca con decisione ora sotto alle tribune e cerca di passare di forza a un giro dalla fine. Replica però Fernandel Mic che si mantiene sempre con la figura all'interno del rivale quando si imbocca la piegata. Fernandel Mic in vantaggio, Freeloader Cis che continua a attaccare al suo esterno. Figaro del Circeo a contatto e Florenzia Vic che prova ad avvicinarsi. Poi Flamenco Adri, il primo chilometro passato da Fernandel Mic in 1,17. Retrocesso un po' sulla curva Freeloader Cis che con la dritta prova a rilanciarsi. Figaro del Circeo sempre a contatto in corda, Florenzia Vic sempre che fa la pariglia ma a distanza a 400 metri dalla conclusione. 15,1 la retta di là, insiste Freeloader Cis all'attacco di Fernandel Mic che si difende. Figaro del Circeo che cerca ora la destra libera, a largo c'è Florenzia Vic che galoppa, poi Flamenco Adri all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Freeloader Cis si è sbarazzato definitivamente di Fernandel Mic che va in fuga per la vittoria. Figaro del Circeo prova ad andarlo a prendere, a largo di tutti Flamenco Adri. Freeloader Cis è in vantaggio con 2 su Figaro del Circeo che finisce forte, ma Freeloader Cis si impone e vince nei confronti di Flamenco Adri che probabilmente carpisce il secondo posto a Figaro del Circeo. 31,7 ad arrivare, 1,17,2 il ragguaglio per la vittoria di forza di Freeloader Cis. Salvatore Piscoglio in salchi per il training del papà Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. E i colori di famiglia, vittoria del numero 6, al secondo sì c'è l'1 di Flamenco Adri, al terzo sul palo il 2 di Figaro del Circeo. Suona la sirena, bisogna rivedere l'ultima curva. Prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.